buongiorno e come sempre ben ritrovati con ore 13, siamo in diretta, buon venerdì a tutti quanti, vi faccio anche gli auguri di buon anno visto che è la prima trasmissione per me che conduco. Vi ricordo il numero telefonico per intervenire 049 4906 054. Di che cosa parliamo oggi? Parliamo di questa difficile situazione che c'è in Medio Oriente, in questa polveriera pronta ad esplodere, che ci sembra lontana ma che ci riguarda molto da vicino, riguarda tutti i paesi, Venezuela incluso, perché magari le persone pensano che riguardi soltanto l'area del Mediterraneo, gli Stati Uniti, no, non è così, o i russi, riguarda veramente tutto il mondo. Abbiamo il piacere di avere in studio con noi Antonio Cosma, generale della NATO, sempre generale si è. Certo. Poi abbiamo il piacere di avere in studio con noi Giuseppe Acconcia, docente di geopolitica del Medio Oriente dell'Università di Padova. Chi meglio di lei? Buongiorno. Che potrà insomma farci capire qualcosa. E il piacere di avere in studio con noi Mustafa Kilse, nostro medico ma espertissimo in tutto ciò che avviene in quell'area molto delicata. E siamo qui, abbiamo tutti quanti negli occhi l'immagine dell'attentato del 3 di gennaio con questo drone, infatti poi adesso chiedo anche al generale Cosma, che pare che sia partito dall'Italia, da Sigonella, e che ha portato alla morte di questo altro generale, Soleimani, portando che cosa? Trump a fare un'azione di guerra per conto suo, perché questa è un'azione di guerra, Cosma. Non si può far così, cioè sì, io mi sveglio e decido di andare a bombardare con un drone chi cavolo voglio perché mi sta magari antipatico, cioè dov'è nel rapportarsi con gli altri nella forma di dialogo la possibilità anche di fare un processo nell'eventualità fosse stato così terrorista come lo hanno definito? Intanto è partito o no da Sigonella quel drone tremendo che abbiamo visto? È compatibile che possa essere partito da Sigonella, ci sono altre basi da cui potrebbe essere stato lanciato, perché sono aeromobili con una grossa autonomia. Sigonella è quella più probabile, però non è stato dimostrato. Diciamo, gli organi di intelligence non hanno detto che è partito da Sigonella. Faranno delle triangolazioni per rendersi conto se è vero o non è vero. Se dovesse essere partito da Sigonella, insomma, sarebbe una bella responsabilità anche riflessa su di noi, governo italiano. Al momento non sembra che sia così, quindi nessuno ne sta parlando. Ma si sta più parlando del problema dell'aereo caduto ucraino, e quello è un grossissimo problema, perché col fatto che in contemporanea siano stati lanciati dei missili contro le basi americane in Iraq, è compatibile, ecco, che l'aereo, tornando indietro, sembra che ci fosse un guasto, possa essere stato colpito da una rampa di lancio. È partito da 2 minuti, quindi è possibile, c'è un aereo con 187 persone a bordo, persone di nazionalità ucraina, tedeschi e non solo, e l'Iran che non vuole neanche dare le scatole nere ha detto no. No, ma sembra che oggi le dia disponibili alla stampa mondiale, sembra, bisogna vedere. Tuttavia diciamo che nell'ambito dell'azione di guerra di difesa aerea può essere stata anche una rampa di lancio americana, non soltanto iraniana o anche irachena. C'è un po' un caso come è successo in Cecenia e in Ucraina. Ci sono reparti schierati a difesa di obiettivi vulnerabili, per cui è una gran confusione, c'è una gran confusione e bisogna analizzare poi passo per passo come sono andate veramente le cose. Noi vediamo quello che ci fanno vedere, perché quello che ci fanno vedere è, per quanto possibile la stampa ci informa. Allora, abbiamo visto, professore, questa azione di guerra tremenda, poi vediamo che tra i 2 litiganti il terzo gode, cioè nel senso vediamo Stati Uniti, vediamo l'Iran, vediamo questa tensione che ha creato un po' come fece con la Corea un po' di tempo fa. Vediamo che poi porge la mano per dire possiamo trovare una forma di dialogo, perché con le lance sono lì che pungolano il sedere dicendo, anche ieri no, mi sembra che gli abbiano detto, tu non puoi fare azioni di guerra, mi par così. Dall'altra parte, mentre capitava tutto questo, i 2 volponi, cioè i turchi e i russi, se ne fregavano, giravano un bel volante di gas. Cos'è questo Medio Oriente? Lei che lo studia, guarda che l'ha una gatta da pelare infinita, perché è la patria delle civiltà dei fiumi, è la patria da dove si è formato tutto e siamo sempre lì, non da 2000 anni, e che da mo'.
È un paese, è una regione che sta attraversando una grande instabilità e evidentemente questo tipo di azioni non fanno altro che fomentare e aumentare l'instabilità regionale. La figura di Qassem Soleimani, che è stata eliminata in maniera così brutale da questo drone degli Stati Uniti, è un esempio in questo senso, perché per gli iraniani è una figura carismatica che è stata commemorata con uno dei funerali più imponenti della storia iraniana. Ricordiamo milioni di persone a Teheran e poi le commemorazioni che ci sono state a Qom, a Kerman, che è la sua città natale, e quindi una figura che per molti iraniani è una sorta di simbolo della Repubblica Islamica. Cioè un po' come Khomeini, certo, un po' queste figure qui. che appartiene poi a quella componente politica, cioè di conservatori che hanno veramente difeso l'Iran dopo la rivoluzione del 1979, e dall'altra gli Stati Uniti invece che dicono che è un terrorista. E questa divisione c'è anche in alcune parti della popolazione iraniana. Tanti giovani che sono contrari alla Repubblica Islamica hanno duramente criticato e hanno festeggiato per la morte di Qassem Soleimani, e tanti altri invece erano terribilmente colpiti, hanno partecipato ai funerali. Ricordiamo questi funerali dove ci sono stati decine di morti per la calca. Questo significa che c'è stata una partecipazione senza precedenti. Cioè, secondo come me, quando si recano alla Mecca a pregare, che in quelle gire la stessa è la stessa cosa. Questo secondo me dimostra le divisioni che ci sono in Medio Oriente, dimostra quanto tutto sia controverso, quanto ogni cosa possa essere interpretata in una maniera diversa a seconda dell'ideologia politica, degli interessi se sono politici. Sunniti, se non sono sunniti, Anche. quello conta. E poi rispetto agli interessi regionali. Per esempio, una delle questioni che adesso è al centro è se l'Iran si è indebolito dopo questo attacco oppure si è rafforzato. Sappiamo che gli iraniani hanno immediatamente reagito, sono stati lanciati dei missili che hanno colpito la base degli Stati Uniti presente in Iraq di Ain al-Assad. Questo senza provocare... Dicono anche che gli iraniani l'hanno detto agli iracheni l'hanno detto agli americani, e col telefono senza fili dice non è stata un'azione dimostrativa nel momento, proprio per dare un contentino a quelli che sono andati al funerale del generale. Non solo, ma senza provocare delle vittime. Questo vuol dire che l'Iran, primo tra tutti, non vuole una guerra, vuole sì dare una risposta a questo attacco che ha colpito tanto, è simbolico come abbiamo detto, però non vuole che ci sia un conflitto aperto con gli Stati Uniti. Così come Trump, la prima cosa che ha detto dopo questo attacco è che bisogna fare business, bisogna riaprire le porte verso l'Iran, e che gli Stati Uniti non vogliono la guerra contro l'Iran. Quindi cosa significa? Che dopo questo attentato si continuerà probabilmente a combattere in Iraq, la solita guerra per procura che è tipica della regione del Medio Oriente, ma Stati Uniti e Iran non hanno nessun interesse a fare la guerra direttamente uno contro l'altro. Senta, ma io le chiedo questo, cioè questa sentenza capitale che ha fatto Trump, lei che si occupa di questa geopolitica, cioè, la vede come una follia? Cioè, è un folle al comando di una nazione potente? È un furbo? Chi è? Cioè lei che si è fatto un'idea? Siamo in una fase molto delicata perché ci sono le elezioni presto negli Stati Uniti, lui sta attraversando una fase di le accuse di impeachment, e evidentemente poi c'è la questione della decisione del Congresso degli Stati Uniti sostanzialmente di togliergli i poteri diretti di guerra contro l'Iran. Quindi vuol dire che la figura di Trump è indebolita rispetto al passato, però allo stesso tempo sappiamo che Trump prende delle decisioni viscerali al momento con i suoi tweet, anche lì in uno dei suoi tweet ha detto questi tweet valgono come notifica al Congresso, e evidentemente ci troviamo di fronte ad una persona che non agisce in maniera razionale, e l'uccisione di Qassem Soleimani lo dimostra, perché probabilmente volevano eliminarlo da tanti anni. Ha scampato tanti attentati Qassem Soleimani, uno nel 2006, uno nel 2012, in passato non è stato dato il disco verde per ucciderlo, questa volta sì, e probabilmente proprio perché Trump ha questo tipo di approccio così viscerale. Insomma, Obama tanto aveva lavorato per non fare tutto ciò, e invece Trump gli ha fatto vedere che lui può, in maniera uno sbruffone prepotente. Poi secondo me è terribile l'immagine del drone e di questi militari americani che uno per uno vanno ad uccidere queste persone che le vedevamo nel video, bianche, che si muovono come formiche. È tremendo. La vedo molto agitata, dottor Kilze, la vedo agitata. No, non sono agitato. Io prima vorrei correggere l'informazione del generale, perché il drone è partito da Qatar, non è da Segonella. Le ultime informazioni è partito da Qatar, da Doha, dalla base Dal Qatar, che c'è una base americana vicino a Doha, che sarebbe la capitale
del Qatar, c'è una base americana abbastanza enorme, grandissima, e lì il drone è partito per colpire il generale. Io non ho detto che sia partito da Sigonella, No, ha una certa probabilità. È confermata da Qatar partito, che è da distanza di 1400 km quasi, e ha messo un'oretta per arrivare di là. Secondo, io vorrei esprimere il mio pensiero. Tutti questi attriti fra l'America e l'Iran sono partiti da quando Trump si è ritirato dal trattato nucleare. Sì. E lì è nato il problema. E Trump, secondo me, ha sbagliato, ma siccome lui ha le sue strategie per il futuro, lui vorrebbe portare l'Iran dalla sua parte, ma non perché vuole farla diventare amica, perché voleva sfruttare il suo petrolio, sfruttare la sua... Ma con tutta quella roccia di cui sta estraendo petrolio da questa roccia, inquinando mezzo mondo, ma lui, avrà bisogno anche del petrolio iraniano? Ma il petrolio ha bisogno per venderlo agli altri, per avere i soldi. Perché è autosufficiente, gli Stati Uniti sono autosufficienti. Sì, più armi americane, più le merci americane, lui vuole venderlo. E chi era lì l'ostacolo principale era Qasem Soleimani. Qasem Soleimani adesso non è un stinco di santo. Qasem Soleimani era dietro di qualsiasi attentato anti-americano. Qualsiasi attentati contro gli americani erano dietro lui. E lui, l'ultima, quando ha incitato i suoi uomini a Baghdad per circondare l'ambasciata americana, e lì all'America è tornata nella loro mente la storia del 79, quando gli studenti persiani hanno occupato l'ambasciata americana e hanno tenuto tutto il personale americano di 52 persone per 450 giorni, e grazie all'Algeria che ha potuto sbloccare le trattative. È finita là, ma l'America, quando si è ricordata che potrebbe essere un secondo sequestro di personale americano a Baghdad, ha voluto agire contro Soleimani. Senta, adesso, diciamo, a me sembra, quando uno analizza, che tutta la questione è una questione sull'uranio, una questione sul petrolio, diciamocelo chiaramente, è quella, è l'elemento fondamentale, controllare quello stretto di 33 chilometri dove l'Iran si estende su questo bellissimo mare, e la questione è il petrolio, secondo lei? C'è una questione religiosa o una questione commerciale economica? No, religiosa non c'è niente di religioso. Glielo chiedo perché la gente magari a casa dice ma questi arabi perché sono identificati tutti con arabi, no, sì, perché purtroppo sì. No, non c'entra né la religione né niente, ma lì è tutta questione commerciale, è tutta questione di soldi. E lì poi il discorso, il Golfo Persico o il Golfo Arabico, come gli arabi la chiamano arabico, i persiani chiamano persico. E lì sarebbe praticamente l'arteria principale del passaggio di tutto il petrolio, la maggioranza del petrolio del mondo. E l'euro ma se io mi controllo quello stretto, controlla il mondo. Stringo molto il sedere agli altri. Soffoca tutti. Infatti, se lei si ricorda, 3 mesi fa o 4 mesi fa, una nave inglese sparita, poi sequestrata, poi non so come è mai venuta fuori. Un'altra nave petroliera è stata esplosa, hanno messo una mina sotto, è esplosa e poi non si sa come. E poi un'altra l'hanno sequestrata. Chi è indietro a questi sequestri? Soleimani. Quindi dice, non è che dico merita la morte. Ma non è che era da solo, cioè, voglio dire, noi cervello. lo identifichiamo lui, ma sarà pure il cervello, però non è da solo. Cioè, non è da solo, ma lui ha dietro a lui esercito, lui ha 70.000 uomini. Non solo ha lui il Hashd Shabi, tu lo sai che il Hashd Shabi sarebbe le guardie popolari. Sei il capo dei Pasdaran, no? Sì, no il Pasdaran un altro. Le milizie e il Pasdaran. Il Hashd Shabi l'ha creato in Iraq, lui ha creato un altro Pasdaran in Iraq. Pasdaran in Persia, certo. Ma il Hashd Shabi, che viene, se le traduco in italiano, sarebbe la raccolta popolare, capisci? La raccolta popolare, e che tutti sono suoi uomini. Questi suoi. Poi lui ha creato Hezbollah in Iraq, Hezbollah in Libano, lui le manda i missili, le manda le armi
attraverso la Siria. Adesso ha creato anche Hezbollah in Siria. E praticamente lui dove ci sono per creare problemi all'America è lui, indietro. Però insomma adesso, voglio dire, è brutale dire, eliminato lui, non è che abbiamo eliminato i problemi, perché presumo che ci siano N persone molto arrabbiate e, ripeto, c'è da pensare, Ma quello che a me dà più preoccupazione è Erdogan, la Turchia, Putin, la Russia e insomma... perché c'è qualcosa da pensare anche su di loro. Io devo andare in pubblicità e poi torniamo col nostro generale della NATO e gli chiedo, ma la NATO, noi italiani, che cosa siamo? Siamo come l'Arlecchino? No. Noi torniamo dopo la pubblicità. 049 4906 054, vi siete preoccupati? Pensate che possa scoppiare un'altra guerra? Cosa ne pensate di Trump? Non ve ne frega niente perché siete stufi? Noi torniamo dopo la pubblicità. Eccoci qui, siamo tornati con la diretta 049 4906 054. Ma voi che siete a casa, cosa pensate del Medio Oriente? Pensate che sia tutta una farsa di poteri che se la girano per la questione del petrolio, per la questione del gas, per la questione delle energie e siete anche, è anche un argomento molto molto difficile da capire perché ne sentiamo parlare un po' a spizzichi e bocconi quando succede qualcosa di grave, poi per un po' non se ne sente più parlare, ma questo Medio Oriente c'è sempre. Questa è una certezza. La NATO c'è sempre, è una certezza, non ha più valore, non serve più a niente perché tanto fa quello che vuole Trump. Noi siamo così, abbiamo ricevuto anche questo 2 di picche l'altro giorno dalla Libia, chi si presenta e chi no. Insomma, non è che poi Di Maio ci rappresenti come ministro degli esteri in maniera così eclatante anche, no? Ma la NATO è un'organizzazione, come dice anche la sigla, ancora esistente che ha garantito 70 anni di pace all'Europa soprattutto. Se non c'è stata la NATO, col patto di Varsavia sarebbe stata la terza guerra mondiale. Tutti parlano di terza guerra mondiale, ma non è facile dire ci sarà, non ci sarà, sicuramente non nascerà dalla Siria. Le problematiche diciamo, siriane e anche libiche non sanno i presupposti per lo scatenamento di una terza guerra mondiale. Ma secondo lei ci sono questi presupposti? No, perché chi a casa magari si no. Non ci sono perché... Ma se dovesse scoppiare, da chi scoppierebbe la terza guerra mondiale? Lei? Scoppierebbe solo dalla Cina, potrebbe essere, ma fra 30, 40, 50 anni ci saranno i miei pronipoti che forse andranno in guerra contro la Cina, perché è scritto che quando le nazioni sono geocentriche, la Germania docet, Prima guerra mondiale, la Germania, geocentrica, cioè circondata dagli altri, senza controllo dei mari, ha perso la prima guerra. Seconda guerra, ha perso la seconda guerra. La Russia, se avesse fatto guerra, la terza guerra mondiale, l'avrebbe persa perché è geocentrica, è circondata dalle terre. Mentre l'America ha 7 flotte che girano per il mondo, che controllano il mondo. Il mondo è diviso in 7. Ogni settore del mondo è controllato da una flotta americana, la quale flotta americana controlla tutto il globo terracqueo. Allora, se qualcuno, anche la Cina stessa, volesse fare guerra all'America, dovrebbe dotarsi di 8 flotte, quantomeno, perché chi controlla i mari e gli oceani vince le guerre, per ovvi motivi, è proprio scritto, l'ha detto von Clausewitz, l'ha detto Sun Tzu, cinese, il primo, diciamo, quindi lei conoscitore. presume che se ci dovesse essere una guerra, potrebbe essere Stati Uniti-Cina? Bravo, ma questo avverrà quando dovessero maturare i tempi. Ma per quali motivi secondo lei? Beh, sicuramente economici, è chiaro, economici, neanche razziali. Ma perché tanto la Cina l'Africa se l'è già presa. Esatto, sì, è presa, se l'è comprata, però non è detto che la controlli più di tanto. Voglio dire con questo che la NATO continua a esercitare, di cui eravamo partiti, un ruolo ancora molto importante di stabilizzazione. In Afghanistan c'è la NATO. C'è la NATO, è chiaro che è comandata dagli americani, che il comandante in capo è un generale a 4 stelle americano, no? Però sotto c'è tutta una filiera di ufficiali, diciamo, io sono uno di quelli, perché è stato uno di quelli, che prendono gli ordini dall'America, ma se vogliono, l'Europa deve deciderlo, si può anche fare un esercito europeo, va bene, comandato da un europeo. È scritto anche nelle pianificazioni. Cioè se interviene la NATO, interviene l'America con il suo comando in capo e tutta la NATO, sono un sacco di stati, anche ormai Bulgaria, Romania, Polonia, sono tutti entrati nella NATO.
Ma se l'Europa volesse, potrebbe fare una guerra staccata anche dalla NATO stessa, con l'esercito europeo, perché l'esercito europeo esiste, solo che non si mette in moto in quanto per tanti motivi non è il caso di farlo. Quindi voglio dire, e chiudo, la terza guerra mondiale è inutile esorcizzarla, perché non avverrà nei tempi a meno che non ci sia un cataclisma, perché, ripeto, ci sono queste forze geocentriche, tipo Russia stessa, Russia, Cina, l'India, nessuno parla dell'India, ma l'altro giorno il Giappone ha mandato una sua nave da combattimento, strano per i giapponesi, a controllare quel famoso traffico di terroristi, diciamo, oceanici. Perché queste navi sono saltate per aria? Perché lo stesso Giappone si è preoccupato e ha mandato per la prima volta una sua nave da combattimento, strano per i giapponesi. E i giapponesi, non dimentichiamo, sono strettamente legati agli americani. Strettamente legati. Non fanno niente i giapponesi che non vogliono gli Stati Uniti. Foglia che gli Stati Uniti non vogliono. Proiettandoci, e chiudo, proiettandoci verso un futuro non vicino, gli stessi cinesi temono, più che gli americani, temono i giapponesi, perché ora è cino-giapponese. Il Giappone. E mi dice che chi si arrangia per conto suo è circondato dall'acqua ha più possibilità, vince. Gli inglesi hanno dimostrato, da Francis Drake in poi, gli inglesi hanno dimostrato, controllando gli oceani, hanno vinto tutte le guerre gli inglesi. Allora, voi avete capito com'è la situazione, se volete intervenire 049 4906 054, è un argomento molto difficile, cosa pensate voi a casa, che siete a casa di questo Medio Oriente, di questa continua polveriera che sembra esplodere da un momento all'altro, noi ne sentiamo parlare perché ogni tanto sentiamo qualche missile, qualche attacco, poi sentiamo che la striscia di Gaza, è una grande confusione. Allora, scusami Daniela, il Papa ha detto bene, è in atto una guerra a pezzetti. Questo è un pezzetto. Questo siamo d'accordo, su questo, su Bergoglio, su questo non ha sbagliato sicuramente. Allora, prima parlavamo di questo stretto di Hormuz dove passano praticamente, cosa passa? Passa tutto questo petrolio. Ora, senta professore, noi capiamo che quello che conta è questo petrolio, quello che conta è l'uranio, perché non dimentichiamoci anche che in Venezuela ci sono traffici non indifferenti di uranio che arrivano dal Venezuela, vanno in Iran, impoverito o non impoverito, questo non lo sapremo mai, e quindi è una guerra economica, una guerra commerciale. Mi dice che faccetta avevano il presidente Erdogan e il presidente Putin nello stesso giorno in cui gli altri si toglievano i capelli, erano felici? Evidentemente. Perché? Lei che sa? Perché ormai Erdogan e Putin si stanno spartendo in aree di influenza la regione. Pensiamo alla Libia, pensiamo all'accordo che è stato raggiunto tra questi due leader. Evidentemente Erdogan, che addirittura vuole inviare le sue truppe, e questo è stato approvato dal Parlamento turco, vuole sostenere il governo di Faisal Sarraj, che poi è il governo voluto dalla comunità internazionale. Dall'altra parte Putin sostiene Khalifa Haftar, che è questo generale che invece controlla la Cirenaica. Allora i loro interessi potrebbero sembrare confliggenti, e invece no. Semplicemente con la diplomazia, con la discussione, stanno arrivando ad un accordo per spartirsi la Libia. Precedentemente avevano raggiunto un accordo... Cosa c'è in Libia da spartire? Evidentemente come in Iran, infatti l'Iran e la Libia sono i due paesi che vengono sempre messi insieme quando si parla di interessi petroliferi. E la stessa cosa riguarda il nord della Siria, perché turchi e russi si sono spartiti il nord della Siria dopo il ritiro parziale che è stato annunciato da Trump da parte degli Stati Uniti. Quindi evidentemente, come dicevi giustamente, i due attori che si avvantaggiano di questa assenza o politica ambivalente, politica di reazione, la possiamo chiamare come vogliamo, degli Stati Uniti, sono proprio russi e turchi, e questo è perché il petrolio è centrale nella geopolitica della regione. Pensiamo all'Iran, quanto è ricco di petrolio, quanto è ricco di gas. Gli analisti lo chiamano un rentier state, cioè un paese che non ha bisogno neppure di imporre tasse sulla popolazione, perché è talmente ricco di petrolio che non ce n'è bisogno. Quindi quando parliamo di Iran parliamo di questo, di un paese ricchissimo. Antica Persia, cioè ragazzi. Di un paese ricchissimo, ricchissimo di gas.
Evidentemente, che poi tra l'altro Persepoli era uno degli obiettivi che è stato citato da Trump per attacchi da parte degli Stati Uniti, che è una cosa abbastanza controversa, perché attaccare un sito culturale è evidentemente contro. Lì a un certo punto, cioè, tu capisci che deve aver mangiato un hot dog di più, deve avere un problema di placche di colesterolo, lei dottore mi insegna che gli vanno ad ottenebrare la mente, questo è chiaro, perché insomma, tra l'altro l'Iran mi sembra abbia 25 siti riconosciuti dall'UNESCO e 57 in procinto di essere riconosciuti, se vado a memoria. Sì. Quindi, e infatti c'è stata una reazione durissima da parte di Javad Zarif, cioè il negoziatore per il nucleare, dicendo questo è contro il diritto internazionale, è contro qualsiasi logica pensare di voler attaccare sparare sulla Croce Rossa, come si suol dire, insomma, un sito culturale. Quindi evidentemente qui sono in gioco gli interessi per il controllo di quest'area, per gli interessi del controllo sul petrolio e sul gas. Le altre cose che sono venute fuori dal dibattito... L'Italia, detta da lei, un docente di geopolitica, l'Italia, l'Italia è scomparsa. L'Italia prima era uno dei principali partner commerciali dell'Iran per tanti anni. Noi ci siamo tanto attivati con le camere di commercio, le fiere di Teheran. Poi purtroppo è stata esclusa completamente dal negoziato sul nucleare. L'ENI ancora c'è, l'ENI. Certo. L'ENI in Iran c'è. Però per esempio adesso, quando bisogna rinegoziare completamente l'accordo sul nucleare, l'Italia non c'è. Ha una voce debolissima perché evidentemente... Prego. Sì, giusto, stai dicendo giusto, ma l'Italia purtroppo è assente, che era il più importante, diremmo, collegamento con la Libia, è assente. Figurati, Sarraj è stato invitato da Conte 3 giorni fa, non neanche si è fermato. Si è fregato dall'invito di Conte a Sarraj. Sarraj da Bruxelles... Non è che gli avevano promesso le tende d'accampamento fuori da Roma, ha detto di no, con le odalische... E l'Italia, insomma, praticamente... è assente in questa situazione, che deve essere uno dei primi. Purtroppo la Francia le sta facendo lo sgambetto. Sarraj è partito da Bruxelles a Tripoli senza fermarsi a Roma, mentre Haftar è venuto. Al di fuori poi Putin e Erdogan si sono messi d'accordo di fare una tregua. Sarraj l'ha accettata, Haftar ha detto di no. Perché? Perché me lo dice adesso, noi prendo la telefonata. Sapete cosa la riflessione che emerge da tutto questo? Che il problema è l'energia fossile, il petrolio, cioè Greta Thunberg diventa alta così. Cioè siamo qua che scusate, smaroniamo dalla mattina alla sera con le auto elettriche, il solare, l'energia rinnovabile, poi alla fine siamo ancora qua che parliamo di petrolio. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Giusy. Buongiorno signora Giusy. Allora non è che me ne intenda di guerra, per carità. Volevo chiedere al generale, ma perché noi dobbiamo sottostare a tutte queste guerre per la soddisfazione di qualche rais, di qualche presidente, per problemi economici? Ma l'America, la Russia, la Cina, il Giappone, il Medio Oriente non hanno bisogno di soldi. E fanno morti, generale, fanno morti e basta, perché noi siamo stanchi che dopo arrivano tutti qua. Quando sento che in qualche paese c'è la guerra, dico adesso arrivano in Italia e noi siamo qui che non abbiamo neanche i soldi per la fine del mese e siamo qui mantenendoli tutti i generali. Ma non anche questo, ma perché dobbiamo andare avanti con tutte queste guerre qua? Anche in America mandano tutti questi militari e il presidente quando va a trovarli lì gli dà la mano, sorridente qua e là, e dopo vanno alla morte questi militari. Lo so che prenderanno soldi, ma tu vedi che quando sono là, se c'è la guerra vanno anche loro. E questo generale, non si può andare avanti così, fate qualcosa. Voi che siete gente, chissà come vanno queste guerre qua. Anche a questi rais, ma cosa andiamo in cerca sempre con tutte queste guerre? Ma fate qualcosa per favore per noi tutti, ma che siamo qui ad attendere le vostre idee, i vostri fatti. Non so come andiamo avanti, vi ringrazio. Grazie, allora, grazie signora Giusy. Io le faccio dare una risposta dopo la pubblicità, ma torniamo anche con il dottor Kilze. E a proposito di questo c'è stata l'affermazione del regista Moore che ha detto: siete lì che avete applaudito Trump, adesso preparatevi a mandare i vostri figli. C'ha ragione la signora Giusy, poi sarà una scariolata di
giovani ragazzi che partono con tutti i rischi che ci sono. Torniamo dopo la pubblicità, le faccio dare una risposta, 049 49 06 054, argomento difficilissimo. A dopo. Eccoci qui, siamo tornati in diretta, 049 49 06 054. Signora Giussi, io le faccio dare una risposta, ma abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Buongiorno. Pronto? Prego. Sì, ecco, volevo chiedere il parere di loro signori su un dubbio che mi è venuto. Adesso il Parlamento deve decidere se mandare in tribunale Salvini per la faccenda della nave Gregoretti. Io mi pongo una domanda: se questi migranti della Gregoretti avessero chiesto di tornare in Libia, io penso che Salvini gli avrebbe anche dato il gasolio gratis. Allora di che sequestro si tratta? Se questi fossero voluti tornare in Libia, Salvini gli avrebbe fatto le porte aperte. Quindi mi pare che siamo un po' faziosi. Di che sequestro ci stiamo parlando? L'Italia è diventata un po' pulcinella tutto sommato. Cosa ne dite? Vediamo una risposta. Quindi lei dice, è preoccupato, se leggo tra le righe, che tutta questa instabilità porti altra gente da noi, visto che adesso i porti sono di nuovo aperti. Abbiamo tanta confusione. Io le faccio dare una risposta rapida alla signora Giussi e poi torniamo dal dottor Chilze. Allora, la signora Giussi dice, ma perché non fate gli affari vostri senza metterci in mezzo, voi, gli americani? Io dico voi americani perché lei insomma un po' americano lo è. Quanti anni è stato in NATO? Tanti anni, diciamo 12 anni. Quindi se un po' americano lo è diventato, cioè voglio dire, dice fatevi gli affaracci vostri, fate solo confusione, i nostri figli che partono, insomma è possibile andare avanti così? Ma rispondo alla signora, è stato molto carino nel fare questa domanda. Allora, signora, nell'articolo 11 della nostra Costituzione italiana è previsto che l'Italia ripudia la guerra. Ripudiando la guerra significa che non possiamo fare le guerre. Però in questo momento ci sono 8.000 nostri soldati e carabinieri in giro per il mondo a fare non operazioni di guerra, ma operazioni di pace, si chiamano peacekeeping, mentre le altre si chiamano peace enforcing. Se uno va a fare la guerra, ci dice che sta imponendo la pace, mentre l'altro la sta mantenendo la pace. Se tutte le Costituzioni mondiali avessero scritto l'articolo 11 dentro, nessuno vuole fare la guerra. Stiamo esportando, cioè che tipo di democrazia stiamo, anche se peacekeeping o no, cioè che democrazia dobbiamo importare noi a questi che non ne abbiamo per noi, voglio dire? Cioè, il problema è proprio questo. Siamo come i missionari che andavano a mettere le mutande agli indigeni, li ammazzavamo perché dovevano per forza diventare religiosi, li abbiamo impoveriti, ammazzati e sterminati, o come gli indiani. Cioè, che democrazia dobbiamo portare noi? Bisognerebbe, secondo me, che ogni nazione, mi diceva prima il professore, il dottore, anche il professore, che l'Iran è ricchissimo, giusto? Ma il popolo sta bene. Questo voglio dire, il popolo veramente riesce a vivere bene la sua giornata normale? In Persia, sì. A Teheran si vive bene o si vive male? In generale, quello che so io, prima delle sanzioni americane si viveva molto bene. Prima delle sanzioni americane si viveva bene. E le sanzioni certamente hanno soffocato la Persia. Le hanno soffocata che non merita, perché questi tipi di sanzioni che non sono giusti secondo me, non sono giusti perché le sanzioni non sono contro la Persia, è contro la Siria, contro la Russia. Non vedo un collegamento. Ma si viveva bene, cioè voglio dire che stile di vita c'era, perché noi immaginiamo tutte queste donne, poverette, imbacuccate e un stile di vita molto difficile. In Persia praticamente anche lì un po' come il Marocco attuale, come sì, più o meno, sì, mettono solo un foulard sulla testa, qualche volta
cade, non è neanche, non è, praticamente sono molto emancipati anche le donne persiane, cioè molto. Direi dai paesi musulmani, tu lo sai, anche se sei stato là, le donne persiane sono molto emancipate, tanti laureati, tantissimi, quasi analfabetismo quasi scomparso. Ma vivono bene perché non pagano le tasse. E poi effettivamente le sanzioni degli Stati Uniti stanno strangolando la le sanzioni. I giovani sono scesi in piazza negli ultimi mesi, ci sono state manifestazioni in tutto l'Iran proprio per gli alti tassi di disoccupazione, perché molti operai non hanno avuto i salari pagati, quindi evidentemente le sanzioni fanno aumentare i prezzi e quindi i giovani iraniani non possono acquistare le automobili. Quindi è una tensione sociale, e invece noi l'abbiamo messa alla Russia, la Russia ci ha fatto il segno dell'ombrello e ha detto: sapete cosa c'è? Che il parmigiano piuttosto che il grano, io me lo produco da me, e questo è anche embargo, quello chiamato come volete, sta fregando tanti produttori italiani. Cioè bisogna pensare quando si fanno le cose, e bisogna pensare a che cosa stiamo facendo, perché allora io prendo la telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto? Pronto? Prego, buongiorno. Buongiorno, io volevo chiedere una cosa al signor generale che ha parlato pochi minuti fa. Dica. Buongiorno, volevo chiedere al signor generale, il signor generale ha detto che i nostri militari bravissimi sono in giro per il mondo a portar pace, no? Io volevo chiedermi se questi militari che sono a portar pace, ma perché vanno super armati? Perché penso che sia sufficiente la pistola, il fucile, la mitraglia, ma non credo in certi mezzi come sti grandiosi carri armati carichi sicuramente di bombe. Desideravo avere questa risposta. Allora, io la ringrazio molto per questa domanda, perché giustamente se io vado a portare la pace, forse porto dei pacchi dono, porto dei simboli, cioè allora non che sembri un videogioco Tomb Raider, però voglio dire, li vediamo straarmati, giubbottati con doppie, triple file di munizioni, armi super tecnologiche per quelle che hanno loro, perché poi la nostra polizia fa acqua. Allora che pace è? È quella falsa democrazia, quella falsa pace? No, è una risposta molto semplice. Allora, emergency, sapete cos'è emergency, no? Gli ospedali di emergency, noti in tutto il mondo, stanno venendo via da queste azioni, zone di guerra, perché non sono difese. I militari italiani vanno a difendere i nostri ospedali perché non vengono attaccati. Non so se mi spiego. Quindi le armi le devono portare al seguito, se no manderemo i pompieri a spegnere il fuoco. Noi non stiamo istruendo, allora, non stiamo facendo i buon pastori, i buon guardiani. Se stiamo istruendo, i buoni pastori, ce ne possiamo anche andare a un certo punto, no? Perché no? Potrebbe essere anche una scelta, ma siccome dobbiamo rappresentare, come si può dire, un mondo avanzato, come quello occidentale, va bene? Noi non possiamo esimerci, diciamo, da non partecipare, ancorché in uniforme con le armi, a difendere i settlement che mettiamo sul terreno per portare pace ai popoli che sono in difficoltà. Guarda che sembra un ossimoro. Io ti porto, cioè un controsenso, io ti porto la pace, però vengo armato. Per forza, ma dicevo, se ti porto all'ospedale, l'ospedale non può stare lì perché viene attaccato. La Croce Rossa viene attaccata. Ma sarà solo che andiamo a difendere l'ospedale, o ci sarà sotto qualcos'altro? E poi giustamente i ragazzi della regia, i miei colleghi mi ricordano sempre la questione delle lobby delle armi. Qua poi gli italiani sulla produzione di mine, anti-uomo, siamo veramente... Allora capisce che la gente non capisce anche su queste operazioni geopolitiche. Completo il ragionamento di prima. Eisenhower, ricordate Eisenhower, è stato un grande presidente americano, no? Nonostante fosse un generale, diceva: diffidate dalla lobby politico-militare americana. Perché l'America, perché è così armata? Per tanti motivi, ma soprattutto perché la loro industria militare è ricca in quanto c'è la minaccia
militare. Se non c'è la minaccia, Bisogna quindi la guerra, crearsela. non c'è bisogno di armi. Guardate cosa è successo in Iraq, Se siamo ci negli anni 90. disarmassero tutti, se tutti avessero, quindi torno al discorso dell'articolo numero 11 della nostra Costituzione, se tutti nella Costituzione scrivono l'Italia, l'America, l'Inghilterra, la Germania ripudiano la guerra, è fatto. Anche quella commerciale. È proprio tutta l'idea di esportare la democrazia che veramente sembra completamente campata in aria. Ricordiamo che infatti dopo l'uccisione di Soleimani il Parlamento iracheno ha votato una mozione chiedendo il ritiro delle truppe degli Stati Uniti presenti in Iraq. E poi la risposta è stata sì, ci vogliamo ritirare, ma poi Trump ha subito fatto un passo indietro dicendo no, non possiamo ritirarci, dobbiamo rimanere in Iraq perché questo è nell'interesse degli Stati Uniti. Quindi evidentemente gli iracheni non vogliono più gli americani, gli iraniani, non vogliono più nessuno. Che ci sono gli americani dopo la disastrosa guerra del 2003 che ha ucciso Saddam Hussein e che ha portato a questa situazione di instabilità politica nel paese. Quanta democrazia armata e pace armata abbiamo esportato? Infatti altri che manifestano per strada sono proprio gli iracheni che non vogliono più questo sistema settario, cioè questa divisione tra sunniti, sciiti e curdi che ha completamente messo in crisi il sistema politico iracheno, nepotismo, corruzione. Divide ed impera, lo insegnavano gli imperatori romani, mi sembra che lì la questione è tutta lì, divide ed impera, perché poi c'è confusione anche, si mescolano anche tutte queste etnie, queste religioni, perché poi emerge anche questo lato qui. Senta, dottor Kilse, io devo andare in pubblicità, le faccio questa domanda molto importante. Lei la sua patria è distrutta, la sua patria originaria è una patria distrutta, e questa sensazione che sia tutta polvere, ma in senso proprio non metaforico reale, cioè calcinacci, polvere, è che il Medio Oriente sia così. Ma come dovrebbe essere il Medio Oriente? Mi risponde dopo la pubblicità. Lei che lo conosce, lei che l'ha vissuto, ci è cresciuto. Come dovrebbe essere il Medio Oriente? Quello che dovremmo conoscere veramente, non fatto di contraerei a missili. 049 49 06 054 se volete intervenire. È un argomento difficile, però insomma vi vedo abbastanza impegnati anche nel capire. Abbiamo degli ospiti secondo me pazzeschi oggi. Torniamo dopo la pubblicità. Sempre. Allora, no, vabbè, questa me la dica perché ci hanno colto in castagna perché gli americani, perché i nostri soldati sono amati. Perché sa cucinare. Sono i più bravi nella logistica. Nella logistica della cucina, no? Brava. Dai. Allora, 04949 06054, questo Medio Oriente così difficile, come dovrebbe essere il Medio Oriente, dottor Mustafa Kilse? Lei che ci vive, ci ha vissuto, c'è la sua patria. Come dovrebbe essere? Perché noi lo immaginiamo terribile, cioè noi capiamo solo che voi litigate, perché questo è quello che noi capiamo. Questi litigano per questioni di religione, non è così. Non è così, non è così. Il Medio Oriente, se noi dobbiamo prendere la geografia così medio orientale che comprende la Siria, l'Iraq, il Libano, Giordania. Anatolia famosa, un po' di Anatolia. Mesopotamia, la Mesopotamia, il Tigri, l'Eufrate. Secondo me queste parti del mondo diremmo è la culla della civiltà sì. E che ha dato l'alfabeto all'Europa, al mondo, non all'Europa. Certo. I Fenici che hanno loro costruito l'alfabeto fenicio, che è stato diremmo il primo alfabeto nella storia umana. E che poi dall'alfabeto fenicio che i greci l'hanno preso, l'hanno fatto la lingua greca e poi i latini e via di seguito. Ma secondo me i medio orientali sono persone pacifiche, non amano la guerra. Purtroppo vengono dai altri a fare la guerra da noi. Ma cosa vogliono quindi? Perché c'è il petrolio. Perché c'è il petrolio. Adesso in Siria la Turchia non vuole più andare via. I curdi vogliono un pezzo e gli americani si sono messi una base per conto loro, senza chiedere permesso, perché hanno scoperto i nuovi giacimenti di gas enormi che superano quelli della Libia e Qatar. Figurati se vanno via. E loro diremmo meglio essere poveri a questo punto. Cioè meglio avere un paese tipo l'Uganda, tipo un paese, il Burkina Faso, uno dei paesi più poveri del mondo. Ma non avere stranieri, non avere gente che vogliono sempre continuamente venire a rubare.
non lo so, l'Italia non ha niente, quindi... Perché nel 2011 è venuta fuori la rivoluzione siriana o la rivolta, ma nel 2010 7 milioni di turisti arrivavano in Siria. 7 milioni, che non è poco per un paese piccolo di 180.000 chilometri quadrati. Ecco, venivano 7 milioni all'anno e chi andava una volta voleva ancora tornare, che lui è stato anche. Si stava bene, era bello, si sta bene, accolti bene. Si andava a vedere la città di Petra piuttosto che andava a vedere Petra in Giordania, in Siria abbiamo Palmira, a Palmira. È stata distrutta, Aleppo distrutta, anche quella. Purtroppo. Allora, io prendo la telefonata da casa, voi capite che è molto difficile, perché davvero anch'io, se mi dovessi mettere alla terapia, dico, ma cosa succedono? Il giorno razzi contro razzi, poi dopo siamo stati tutti in confusione, e l'intifada, e i palestinesi, e gli israeliani, e chi sta con chi sta, e non si riesce a capire che alla fine quello che conta è l'economia del petrolio e del gas. Punto. Questo è il gioco, poi me lo dice il professore. Pronto, buongiorno. Dario della provincia di Trento. Buongiorno Dario. Ecco, voi italiani siete molto fortunati perché avete l'occasione di partecipare a queste missioni di pace. Lei che da Trentino Alto Adige non partecipa, cioè noi non siamo in Italia lì, no? Sì, no, formalmente sì. Formalmente, sì. Non ci sono militari italiani, docenti italiani, le tasse, no? Anch'io ho fatto il militare giù in Italia. Giù in Italia, vabbè. Vada avanti, ci dica, quindi noi italiani... Sì, perché avete l'occasione di difendere i valori, i grandi valori della civiltà contro la barbarie, che anche lì dove parlavate della Mesopotamia, lì dove hanno inventato l'alfabeto, quei posti lì ormai sono occupati da dei barbari, da delle popolazioni barbare, e noi dobbiamo andare a portare la civiltà, per cui l'Italia deve essere molto orgogliosa di questo. Andiamo a difendere gli ospedali, sentivo il generale, e addirittura noi siamo andati lì perché quei barbari erano imbottiti di armi di distruzione di massa, ci avrebbero chissà cosa avrebbero fatto se non avessimo fatto la guerra. E anche adesso che siamo sull'orlo di un'altra guerra, ma vi lamentate sempre perché l'economia non tira. Vi immaginate se scoppiasse una bella, ma dovrebbe essere abbastanza grossa questa guerra. Una bella guerra e vedrai come tira l'economia. Vi immaginate cosa metterebbe in moto? Metterebbe in moto l'industria, tutto il settore e dice, gli italiani datevi da fare, mettete in moto una bella guerra e facciamo ritirare su l'economia italiana tra costruzioni e post bellico, riconversione. Ma vi immaginate il mercato come rimarrebbe? Allora, caro Dario da Trento, che si trova in una delle ridenti province italiane, che si trova dentro una regione italiana che fa parte del nord dell'Italia, io la ringrazio. I fenici ci hanno dato l'alfabeto, gli arabi però ci hanno dato lo zero, che è una cosa molto importante. I numeri anche. Insomma, I numeri che la usate. I numeri vabbè, ma lo zero è stato fondamentale per tante cose. Di sicuro. Senta, ma i numeri usati attuali sono numeri arabi. Certo. Senta, ma noi l'abbiamo scoperta lo zero. Anche algebra. Bisogna saperlo usare bene però anche l'algebra, perché vi ricordo che Hubble per uno 0,1 era molto accecato come telescopio, abbiamo dovuto mandare su una lente per sostituirle. La matematica binaria, passare su 0 e 1, no? Ho capito, 1 più 1 fa 3, la mia matematica binaria 1 più 1 fa 3, pensate un po'. Allora, professor Acconcia, come se lo immagina lei il mondo da qui ai prossimi 5 anni? Non voglio azzardare il decennio, 5 anni, me lo dice dopo la telefonata, che spero sia da una ridente località italiana. Pronto, buongiorno. Pronto, sono Franco da Udine. Lei abita in Italia, vero Franco? Da Udine? No, fuori dall'Italia. Anche lei fuori? Al est più est più est. Est, come diceva qualcuno, est. Allora, non siamo capaci di mantenere la pace qui perché i poveri sono contro i ricchi contro i blasonati. Ma andiamo a mettere pace là. Ma chi viene a casa mia a mettere pace? Io lo odio chi viene a casa mia. E così loro odiano. E quindi prima o poi gli faranno la pelle a questi italiani che vanno là.
stiamo a casa nostra e che si arrangino a un certo punto. Riusciranno a farsi valere da soli, riusciranno a farsi ragione da soli. Non lo so cosa andiamo a fare che ci costano anche. Cosa andiamo a fare? A mettere zizzani, con la scusa della cultura. Ma lasciamoli che fra 50 anni arriveranno alla cultura nostra. Ma lasciamoli nel loro brodo, per favore, ma per favore. Vabbè. Grazie, mandi. Grazie anche a Franco da Udine. Anche Udine, ricordiamo, è una provincia che fa parte di una regione, seppure a statuto speciale di confine, ma della ridente Italia. Allora, anche Franco dice: non esportiamo democrazia con la violenza, non si può insegnare, lasciamoli nel loro brodo primordiale a tutti, salvo che poi non abbiano l'uranio impoverito, che non abbiano missili a lunga gettata. Senta, allora, da qui a 5 anni, che geopolitica, cioè che situazione andremo a trovare? Una sola cosa sulla telefonata che c'è stata prima. Diceva quella di Trento? Sì, che ci sono state trovate armi di distruzione di massa. Ricordiamo che questa è una fake news perché non c'erano armi di distruzione di massa e questo ha causato una guerra ingiusta che poi le conseguenze le stiamo vivendo ancora adesso. Non solo, ma anche quando si dice che Qasem Soleimani era un terrorista, magari ha fatto tante cose negative come ci diceva l'altro ospite, però è stato uno che ha combattuto... Trump non lo è. E non solo, ma è stato uno che ha combattuto contro lo Stato islamico, che ha cercato di limitare... È andato bene, quando è tutti utili nessuno indispensabile. E questo non è detto che non faccia un favore. Io devo chiudere, però lei, siccome è venerdì è il weekend e gli italiani a un certo punto mollano, staccano, ma da qui a 5 anni in 30 secondi, che mondo mi aspetta? Io non penso che cambierà molto, nel senso che... E saranno qua di nuovo ad ore 13, fra 5 anni a parlare ancora, il professor Kilse sarà ancora arrabbiato. L'Iran ha nominato Ismail Khani come successore di Qasem Soleimani, quindi lui agirà, è un conservatore, agirà in continuità rispetto al passato, probabilmente non ci sarà una guerra perché nessuno lo vuole. Certo, bisognerà rinegoziare l'accordo sul nucleare, perché ormai sono usciti tutti da questo accordo sul nucleare, però la guerra in questo momento, una guerra vera tra Iran e Stati Uniti, io non la vedo. Io devo chiudere, siamo fuori. 2 parole. Secondo me fra l'Iran e l'America non si farà la guerra, sono sicuro. Più ragione la Cina No, secondo me non faranno la guerra. Vedrai che adesso apriranno fra poco. Già detto, cioè, scusate, quel cetriolone di Trump già l'ha già detto, vi do la mano perché insomma sono lì che pungolano. Io ho uno stemmetto, me l'ha dato generale Cosma, chi è? Cos'è? La fanteria italiana che opera in Afghanistan. Bene, allora adesso me l'appunto subito e parto per il weekend a vedere che succede in Afghanistan, dove ci sono anche lì un sacco di truppe italiane. Io ringrazio tutti coloro che hanno telefonato, chi ci guarderà in replica, speriamo insomma di avervi dato qualche informazione in più. Ringrazio davvero molto il generale Antonio Cosma per essere stato con noi, grazie davvero molto al professore Giuseppe Acconcia, docente di geopolitica del Medio Oriente all'Università di Padova. Poi i genitori sono rimasti sconvolti, ho detto io mi laureo in geopolitica, e ringrazio davvero molto il nostro dottor Mustafa Kilse, il nostro medico siriano esperto appunto di Medio Oriente. Grazie, noi torniamo domani, arrivederci.